Se il governo ha un'idea migliore della nostra per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca, mantenendo i 5.000 posti di lavoro della crocieristica, ce la dica, lo ascolteremo. Risponde così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, alle dichiarazioni del sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che alcuni giorni fa dava per imminente la bocciatura del progetto del canale Tresse, presentato da Comune e Autorità Portuale. Da 8 anni siamo tutti d'accordo di non far passare delle navi davanti a San Marco, ricorda il primo cittadino. Se ancora non è stato deciso nulla, non è certo colpa nostra. Il governo è il maggiore responsabile in questo momento di questo ritardo. Certamente noi i compiti per casa li abbiamo fatti, però devo anche dire che io sono l'unico, insieme, devo dire, a Dufer a questo punto, che si è espresso per delle soluzioni pratiche. Ripeto, magari viene fuori la soluzione del cilindro magico adesso. Certo che metterci 5 anni per tirarla fuori è un bel mistero, come hanno fatto adesso a pensare a questa roba qua. Poi magari dando fretta ad altri. L'idea di Marghera proposta da Baretta non mi risulta abbia dietro alcun progetto, spiega il sindaco. Il porto ci ha sempre detto che ci sarebbero problemi di convivenza tra il traffico commerciale e quello turistico. Se il governo ha un piano in merito a questo, dovrebbe spiegarlo e presentarlo alle altre istituzioni e ai cittadini. Penso che le istituzioni abbiano l'obbligo di essere trasparenti e anche anche dignitose da un certo punto di vista, perché continuare a dire cose senza avere cose concrete in mano mi sembra un po' così stucchevole. Il rischio è che poi si resta di nuovo fermi per i prossimi 10 anni e continuano le manifestazioni di protesta sulle navi, da questo punto di vista qua corrette, che vogliono impedire il passaggio per il canale della Giudecca a San Marco. Questo è il punto della questione, perché vediamo di risolvere il problema. Noi la nostra proposta l'abbiamo fatta molto trasparentemente e democraticamente.